alle 18 di oggi il nuovo innesto con la 27 a Spresiano e il relativo casello. In mattinata l'inaugurazione, Zaia, accessi già triplicati con l'opera a regime. Ragioneremo sui pedaggi. Il PD ribadisce un buco enorme per le casse della regione. All'inaugurazione anche il ministro Salvini, dalla superstrada alla TAV, dal quarto lotto della tangenziale al ponte di Vidor, il cronoprogramma delle opere in Veneto. Reperti in condizioni giuridicamente avvilenti, le parole dell'avvocato Maurizio Paniz sulle condizioni dei 10 reperti collegati al caso Una Bomber, rispetto ai quali verrà eseguito il test del DNA. I carabinieri di Treviso arrestano un 25enne punto di riferimento per lo spaccio nell'Opitergino. Tra i giovanissimi nascondeva la droga nei calzini ed una roncola nella felpa. Silvio Berlusconi in terapia intensiva per una polmonite causata da una leucemia cronica. Il bollettino del San Raffaele, l'appoggio di Forza Italia del Veneto. Il coordinatore Chies intanto incontra a Verona Flavio Tosi. Da Mario Conte a Nicolò Rocco critica il candidato sindaco del centro-sinistra per aver organizzato un incontro elettorale il giorno della commemorazione del bombardamento di Treviso. Lui si difende, è un pretesto per attaccarmi. Ascolti il record ieri sera per il gruppo Media Nord-Est. Più di 200.000 telespettatori hanno seguito la sfida di Copa del Rey tra Real e Barcellona. Il classico è andato al Real. Ben ritrovati TG Treviso, partiamo dalla Pedemontana Veneta con il taglio del nastro di questa mattina e finalmente l'apertura a partire dalle 18 di oggi della circolazione. Un altro tratto di superstrada aperto, andiamo a vedere. 2, 4, 3, 2, 1, via. Alle 18 stasera qui funziona, è tutto aperto, giusto? Bisogna passare almeno 2 o 3 volte. L'ultimo tratto della Pedemontana nella Marca trevigiana è completato. Il presidente del Veneto Luca Zaia e il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini hanno inaugurato l'innesto in A27, il nuovo casello di Spresiano Villorba. È un pezzo veramente importante perché al di là del traffico interno, l'interconnessione con l'autostrada permette di incentivare il traffico di attraversamento che può scegliere di passare per Pedemontana anziché fare il tracciato sotto quello della A4. Stamattina venendo qua ho fatto un pezzo di A4 ed è intasata. Sesta apertura quella di Spresiano, ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia. Dall'inizio il traffico si è triplicato con una punta di oltre 33.000 veicoli registrata nella giornata del 10 marzo. Numeri alla mano, Zaia rispedisce al mittente le perplessità delle categorie economiche secondo cui l'infrastruttura non è ancora pienamente utile al territorio perché, soprattutto sulle brevi distanze, c'è ancora chi evita di utilizzarla per l'alto costo dei pedaggi. Ma il tema dei pedaggi è un tema che noi affronteremo di sicuro. Certo che oggi i flussi di traffico ci fanno ben sperare. Poi considerate che non condivido l'idea di chi continua magari a fare polemiche inutili. Questa infrastruttura è tra quelle nuove autostrade italiane che ha il pedaggio più basso, perché comunque fare la strada costa. Dopodiché tutto quello che potremo fare per l'abbassamento dei pedaggi lo faremo. Ma che la vicinanza della nuova superstrada stia portando anche nuovi investimenti è lampante. La zona industriale di Villorba nell'ultimo anno conta 40 attività produttive in più, di cui 12 fanno logistica. E questa è evidentemente la direzione. Prossimo tassello, il completamento della superstrada fino a Montecchio, che il mondo economico auspica avvenga rapidamente. Entro l'estate, dai dati che abbiamo dell'impresa, si apre fino a Montecchio. Poi avremo il tema del casello di Montecchio, che è praticamente è in corso di realizzazione. Non compete a noi quella realizzazione, ci è stato vietato di farla allora, per cui immagino che entro fine anno tutta la partita sia chiusa. Tra i più battaglieri contro la Pedemontana il consigliere regionale Andrea Zanoni, a maggior ragione, sentite le sue parole proprio nel giorno dell'inaugurazione. È una superstrada che purtroppo sta causando già da adesso degli immani buchi al bilancio della Regione Veneto. Solo a dicembre è stato sancito un buco di 59 milioni di euro. Adesso che la Regione deve dare delle quote fisse da 150 milioni di euro l'anno. Quindi quello che ci chiediamo è, quando queste quote durante i 39 anni della Convenzione saliranno fino a 450 milioni di euro, questo è quello che prevede la Convenzione, di quanto sarà il buco sulle casse della Regione? E poi ci chiediamo perché alla sanità non vanno i fondi adeguati, ci sono le lunghe liste d'attesa, mancano i medici di medicina generale. Hanno voluto fare un'opera mastodontica, un'opera che costa troppi miliardi di euro,
e che quindi non risolve il problema del traffico, anche perché per percorrerla bisogna pagarla. Pedemontana, esempio di Italia del sì, il vice premier Matteo Salvini, presente all'inaugurazione del raccordo con la A27, ha parlato delle nuove infrastrutture che attendono il Veneto. Sono 2 chilometri ma sono importantissimi, l'immagine del Veneto che non si ferma mai. Nuovamente nella Marca e un'ennesima trasferta l'annuncia per dopo Pasqua, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini elogia il raccordo della Pedemontana con l'A27 e la determinazione che c'è voluta nel realizzare quest'opera. È figlia dell'Italia dei sì, ma è quella del Mose, che se avessimo ascoltato i no ci sarebbe Venezia sott'acqua, il sì alle Olimpiadi che porterà strade, impianti sportivi, ricchezza, turisti, il sì all'alta velocità e penso a Vicenza, ma poi penso al quarto lotto della tangenziale di Treviso. Stiamo lavorando su progettazioni e finanziamenti. Esatto, che tempistiche possiamo dare su queste opere, Ministro? Al Ministero stiamo recuperando risorse, perché ovviamente per fare tutto occorrono risorse e portare in pari i progetti. Terza corsia tra Cessalto e Portogruaro, il tratto maledetto della A4, uno dei principali dossier sulla sua scrivania, dice Salvini, che ha ben presente anche le istanze che arrivano dall'Alta Marca per il nuovo ponte di Vidor. Ho incontrato i sindaci, è un progetto su cui ho garantito massima attenzione. Poi non mi piace dire di sì a gratis a tutti perché ovviamente non posso riempire l'Italia di ponti, però è una zona che di quell'infrastruttura ha sicuramente bisogno e quindi l'attenzione del Ministero sarà totale. Una toccata e fuga quella a Spresiano del Ministro, impegnato nel pomeriggio nel Consiglio dei Ministri sulla siccità, in cui si è deciso di istituire una cabina di regia e un commissario straordinario nazionale. Noi come Ministero stiamo correndo come matti per chiudere tutti i lavori che abbiamo trovato sospesi, dighe, invasi, stiamo investendo milioni di euro per ridurre la dispersione dalle tubature. Infine la politica, Salvini glissa sui contrasti in Veneto tra Lega e Fratelli d'Italia. La competizione io ce l'ho sempre con la sinistra e con le sinistre, non dentro. Sicuramente aver vinto in Friuli Venezia Giulia con numeri così impressionanti ci dà fiducia. Siamo alla cronaca con l'incendio a Cusignana, la Debbie Line. Questa mattina sono tornati nei magazzini dell'azienda tessile gli uomini della polizia giudiziaria, dei vigili del fuoco. L'area distrutta dalle fiamme rimane sotto sequestro. Sono stati effettuati intanto una serie di numerosi accertamenti e campionamenti per verificare eventuali presenze di sostanze acceleranti. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo d'inchiesta, si attende l'esito delle indagini dei vigili del fuoco e dei carabinieri per stabilire un'ipotesi di reato o eventuali responsabilità. Al momento tutte le ipotesi, compresa quella dell'errore umano del gesto doloso, sono aperte. Sul fronte dei campionamenti dell'area, dopo quelli effettuati d'urgenza, si attendono i risultati delle analisi approfondite che potrebbero arrivare già domani. In un comunicato stampa l'azienda oggi ha precisato che l'attività produttiva sta proseguendo regolarmente negli altri stabilimenti della società, consentendo quindi il normale funzionamento e la piena continuità lavorativa per tutto il personale. Cambiamo decisamente argomento, reperti in condizioni giuridicamente avvilenti. Questo è il commento dell'avvocato Maurizio Paniz sulle condizioni dei 10 reperti collegati al caso Una Bomber. Lo ascoltiamo. Devo dire che è giuridicamente avvilente constatare lo stato nel quale sono i reperti, perché sono reperti fortemente manipolati, non protetti dal punto di vista delle cautele, per cui temo che ci saranno non poche osservazioni da fare in questo percorso. Così Maurizio Paniz, l'avvocato di Elvo Zornitta, che scagionò l'ingegnere di Azzano X dalle accuse in primo grado, ora nuovamente impegnato a difenderlo in sede penale nella riapertura del caso Una Bomber a 17 anni di distanza dall'ultimo episodio accertato. Il DNA di 11 indagati dell'epoca, più quello del giornalista Marco Maisano, che ha fatto riaprire il caso con la sua inchiesta, del coautore Ettore Mengozzi e del custode della stanza in cui quei reperti erano sepolti, finiranno nel mirino delle ricerche dei due periti nominati dal GIP di Trieste Luigi Dainotti nell'ambito dell'incidente probatorio. Constatare reperti aperti, aver pensato che i reperti sono stati portati a mano da un giornalista, con tutto il rispetto per il giornalista che li ha portati dalla stanza nella quale si trovavano la procura,
Insomma, la giustizia ha bisogno anche di cautele e di attenzione ai minimi particolari, perché su minimi particolari si gioca la vita delle persone. In attesa dell'esito della perizia di Gianpietro Lago, comandante dei RIS di Parma, e Elena Pilli, l'antropologa molecolare forense dell'Università di Firenze, il legale sottolinea tutti i suoi dubbi sulle effettive condizioni dei 10 reperti su cui si eseguiranno le analisi. Questo nonostante le parole del procuratore capo di Trieste, Antonio De Nincolo, che in più occasioni aveva ribadito come i reperti non sono stati toccati da nessuno. Il giornalista poi ha toccato soltanto l'involucro esterno. I reperti sono assolutamente garantiti. Al netto di tutto ciò, l'avvocato Paniz, che ha seguito Zornita anche per la sua causa legata alla richiesta di risarcimento, ribadisce la volontà sua e del suo assistito di fornire la massima collaborazione nella speranza di dare un nome e un volto al bombarolo che terrorizzò il nord-est. Francamente non ho mai detto no. Nel senso che a me va bene che facciano qualsiasi tipo di ulteriore approfondimento, va bene all'ingegnere Zornita, perché il suo e il mio desiderio era quello di individuare un colpevole. Cronaca, i carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso hanno arrestato in flagranza un 25enne kosovaro, vendeva droga ai giovanissimi, è stato trovato anche in possesso di una roncola all'interno della felpa. Clienti giovanissimi usavano rifornirsi da lui, acquistavano droga nel territorio dell'Opitergino. Un punto di riferimento del piccolo spaccio è stato intercettato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Treviso, arrestato proprio in flagranza. Una volta effettuato lo scambio con dei ragazzini, infatti, un uomo 25enne di origini kosovare ha tentato di impossessarsi di una bici elettrica del valore di 4.000 euro che era parcheggiata proprio davanti al negozio. Ed è stato proprio mentre era intento a compiere il furto che il 25enne è stato fermato dai militari. Addosso aveva diversi grammi di droga cocaina che era nascosta all'interno dei calzetti, nonché una roncola a serramanico con una lama di 8 centimetri era nascosta nella felpa. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari e a disposizione dell'autorità giudiziaria. Aveva rubato in un'azienda del Trevigiano che produce articoli di pelletteria di un certo valore. Dopo un'articolata attività di indagine da parte dei carabinieri di Strana è stato identificato il ladro. Si tratta di un 28enne di nazionalità romena residente nel Monte Bellunese. È stato deferito in stato di libertà dai militari dell'Arma. Nell'abitazione dell'uomo sono state trovate 13 borse da donna di vari modelli. La merce rinvenuta ha un valore complessivo di 5.000 euro. Truffe, boom di truffe online, i carabinieri ne hanno scoperte 3 in una sola settimana. Usavano diversi siti internet per promuovere la vendita di videogiochi e articoli da giardino. Sono riusciti a truffare un ventenne della marca facendosi versare 700 euro su carta prepagata per l'acquisto di una piscina fuori terra, salvo poi rendersi irreperibili una volta accreditata la somma. I carabinieri di Castelfranco Veneto hanno deferito in stato di libertà 4 persone di origini pugliesi. Sarebbero gli autori di diverse truffe come questa su tutto il territorio nazionale. A Montebelluna invece i militari hanno scoperto la truffa ai danni di un 50enne che aveva messo in vendita un motorino ed una bicicletta. Truffata anche una 50enne trevigiana che aveva versato dei soldi per comprare una stufa a pellet che però non le è mai arrivata. I carabinieri di Asolo hanno deferito in stato di libertà un 30enne del Cremonese. Trofeo del volo, siamo a Borso del Grappa, 3 vele cadute, 3 gli interventi dei sanitari del SUEM del Monte Grappa. È il soccorso impegnato anche oggi lungo il versante trevigiano del Monte Grappa tra Borso e Pieve, dove si stanno svolgendo le gare del trofeo Monte Grappa per soccorrere piloti precipitati. Una prima segnalazione ha reso necessario l'intervento anche dei sanitari di Pedemontana Emergenza e del soccorso alpino per il recupero di un pilota rimasto fortunatamente illeso. È andata peggio ad un altro pilota caduto durante le prime fasi del volo al decollo Tappeti. Ha riportato la frattura scomposta della gamba. Infine nel pomeriggio terza chiamata dei soccorsi con il pilota che alla fine è riuscito a risalire da solo. Siamo alla politica. Forza Italia in pressione per le condizioni di Silvio Berlusconi. A Verona oggi l'incontro tra il coordinatore trevigiano Fabio Chies e il coordinatore regionale Flavio Tosi.
Siamo tutti in apprensione, d'altronde è una persona che ha segnato la storia del nostro paese e a cui siamo tutti affezionati, soprattutto noi che militiamo in Forza Italia. È sempre stato un punto di riferimento, la persona che ha creato il nostro partito, ma ripeto anche una persona politica di altissimo spessore. Un bollettino medico che parla di polmonite aggravata da una leucemia mielomonocitica. I pensieri dei fedelissimi di Forza Italia sono tutti per le condizioni di salute del leader Silvio Berlusconi. Non è un caso se oggi il coordinatore trevigiano Fabio Chies abbia incontrato il coordinatore regionale Flavio Tosi, fresco di elezione proprio nella sua Verona. Insomma, incontri che si susseguono in vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno nella seconda domenica di maggio. Ci sono comuni importanti, c'è il comune capoluogo a Treviso, ma ci sono anche Vedelago, San Biagio di Callate, dove abbiamo la nostra candidata Valentina Pillon. Sarà una sfida entusiasmante. Sono convinto, dice, che nei prossimi anni la posizione di Forza Italia si rafforzerà anche all'interno dell'alleanza. Una risposta a quella del coordinatore provinciale e sindaco di Conegliano a chi sta associando in queste ore le preoccupazioni per la salute di Silvio Berlusconi a quelle per il futuro di Forza Italia e i nuovi assetti. Da più parti intanto si sono fatti sentire appelli ad una pronta guarigione e pensieri a sottolinearne l'alto spessore politico. Ci sono persone che tutti noi vorremmo fossero immortali per quello che hanno dato alla società nella quale hanno vissuto, al mondo imprenditoriale per il quale è stata una colonna significativa e anche al mondo politico. Quindi quando succedono momenti così difficili da superare non resta altro che pregare e nel contempo sperare che ci siano dei miglioramenti assolutamente significativi. A ricordarlo da Splesiano anche il vice premier Matteo Salvini nel corso del suo discorso di inaugurazione del nuovo tratto della Pedemontana. Un pensiero anche all'amico Silvio, che sicuramente tornerà a casa più in gamba di prima. Ancora politica, domani il 79esimo anniversario del bombardamento di Treviso. Da più parti arriva l'appello a sospendere per una giornata la campagna elettorale. Fuoco incrociato nei confronti del candidato sindaco per il centrosinistra Giorgio De Nardi, che sentite come risponde agli attacchi. Era venerdì santo, anche 79 anni fa, quando gli aerei statunitensi sganciarono almeno 2000 bombe sui cieli di Treviso. Un anniversario triste per la città, che perse a causa di quel bombardamento almeno 1600 persone. In occasione di questo anniversario è arrivata la richiesta da più parti di sospendere la campagna elettorale. A sostenere questo gesto i candidati sindaco per Treviso del Terzo Polo Nicolò Rocco e per il centrodestra il sindaco Mario Conte. Io credo che ci sia un limite anche nella dignità dove bisogna obbligatoriamente fermarsi, perché è una questione morale. Se qualcuno invece pensa che sia giusto il 7 aprile fare campagna elettorale, poi saranno sempre i cittadini a giudicare i comportamenti. Lapidario l'avversario De Nardi, finito nel fuoco incrociato degli avversari per un evento organizzato proprio domani. Io dico solo che il 7 di aprile è un giorno importante che va ricordato nei dovuti modi, e quindi saremo presenti alle commemorazioni che ci saranno domani, ma questo non toglie che il 7 aprile la città lavora, si muove ed è un giorno lavorativo a tutti gli effetti. Un pretesto per attaccarmi, la nostra presenza, chiosa De Nardi, alla cerimonia ci sarà, ma non v'è motivo per fermarsi quel giorno. Non stiamo facendo propaganda chiassosa, ma stiamo facendo degli eventi culturali tematici in cui invitiamo la cittadinanza a partecipare. Ribatte Conte. Sono scelte personali di ogni singolo candidato. Io, per rispetto della città e della storia della nostra città, ovviamente al di là degli appelli non avevo organizzato assolutamente nulla. Caso 7 aprile, sentiamo le parole dei candidati sindaco Rocco, Terzo Polo e Moro del Partito Comunista. Io avevo già annunciato 2 giorni fa che noi come Terzo Polo non avremmo fatto degli incontri elettorali per un semplice motivo, chiaramente in maniera riduttiva, in realtà il motivo è profondo. Il 7 aprile 1944 sono morti 1600 trevigiani e il 7 aprile 1944 segna una data molto importante per la nostra città e ogni anno, indipendentemente dal colore politico, quella giornata e questa giornata, quella che andremo a celebrare per la 79esima volta questo venerdì, tra l'altro venerdì santo, è la giornata dell'unità per Treviso, è la giornata della memoria, del dolore, della riflessione e dell'unità. Quel giorno chi indosserà la fascia sarà anche il mio sindaco, anche se spero chiaramente di poter essere io dal giorno dopo le elezioni,
ma quel giorno siamo tutti trevigiani e non ci devono essere distinzioni politiche, per cui senza polemica noi abbiamo detto che non avremmo fatto iniziative politiche per una questione di rispetto, perché quel giorno la città non deve dividersi ma deve unirsi. È evidente che quella di domani una città è una ricorrenza molto triste, l'anno prossimo sarà addirittura nel segno del loro 80° anno di questi bombardamenti, ed è assolutamente adeguato, quanto diceva il collega in studio, sospendere qualsiasi attività nel ricordo e nella memoria di coloro che hanno perso la vita per il conflitto mondiale, per le ingiustizie, per tutto quello che ne derivò. Anche noi saremo assolutamente fuori da qualsiasi tipo di attività propagandistica ed elettorale. Condivido assolutamente, mi dispiace che l'altro candidato abbia scelto una strada traversa complicata, poi che sia lavorativa o meno, anzi forse sarebbe opportuno fare un po' di più, sarebbe opportuno che allora cercheremo di farlo con la prossima amministrazione, che questa città questa ricorrenza sia segnata ancora di più per la nostra città. Ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità, tra poco. TG Treviso, ben ritrovati, ripartiamo dalla politica. Il Partito Democratico aderisce alla campagna per la sanità lanciata dai vertici regionali del PD. Vediamo. Da sabato cominciamo questa raccolta di firme. Gli obiettivi sono chiari: taglio delle liste d'attesa, potenziamento della presenza dei medici di base che oggi mancano sul nostro territorio, psicologo di base. Ammontano a 29 milioni le prescrizioni mediche chieste dai cittadini alla Regione del Veneto nel 2022, ne sono state erogate solo 16 milioni, 13 milioni di visite e analisi sono state effettuate di conseguenza in cliniche private oppure sono rimaste inevase. Il PD regionale parte da questi numeri forniti dalla 5ª Commissione regionale sanità per lanciare la sua mobilitazione a sostegno della sanità pubblica. Il PD chiede un ulteriore personale infermieristico e sanitario, soprattutto nei pronto soccorsi, tutela della salute mentale per giovani e adulti, oltre ad un tempestivo incremento dei medici di famiglia. Mancano moltissimi medici di base e questo è un grossissimo problema anche in città, perché i presenti stanno anche andando in pensione, ma c'è un altro problema. Nel 2021 il personale dell'ULSS di Treviso ha avuto 250 pensionati e 250 dimissionari, cioè persone che sono andate nel privato verosimilmente. Siamo prossimi a inaugurare la nuova cittadella della salute, sarà una cattedrale senza personale che ci lavorerà all'interno. Cosa chiedete alla Regione? Chiediamo investimenti, chiediamo attenzione, borse di studio da potenziare e chiediamo anche al governo di evitare tagli alla spesa sanitaria. Veniamo da una pandemia che ha creato ci ha sensibilizzato sul tema, non si può più procedere con tagli lineari sulla sanità, bisogna aggiornare i contratti dei medici, degli infermieri. Su questo bisogna intervenire e chiediamo anche al sindaco di Treviso di battere i pugni e di non indugiare, perché Zaia è dello stesso suo partito politico, di difendere gli interessi dei trevigiani sulla materia della sanità. Nei circoli Dem, Veneti e online sarà possibile sottoscrivere la petizione. Sport, Coppa del Re con più di 200.000 telespettatori incollati allo schermo. Ieri sera per la sfida Real Madrid e Osasuna, TNE, ieri sera è stata la televisione più seguita del Nord-Est. Record di ascolti per il classico, il super derby spagnolo tra Barcellona e Real Madrid. Oltre 200.000 spettatori si sono sintonizzati su Telenord-Est, l'emittente più seguita nel Triveneto, nella serata di ieri per vedere in esclusiva, in chiaro, la semifinale della Coppa di Lega spagnola. Ecco il picco di ascolti con i dati certificati Auditel che mostra come siano stati più di 200.000 i telespettatori che hanno scelto l'emittente del gruppo Media Nord-Est per seguire in esclusiva, in chiaro, la sfida decisiva tra le due squadre ai vertici del calcio spagnolo e internazionale. Il Real, come una fenice, risorge in casa del Barcellona e con un secco 4-0 guadagna l'accesso alla finale di Coppa del Rey. Show di Benzema
che vanifica il vantaggio dei Blaugrana nell'andata. Oltre 200.000 veneti hanno potuto assistere in esclusiva alle gesta degli uomini di Ancelotti, che ora sfideranno in finale l'Osasuna il prossimo 6 maggio, sempre in diretta, sempre su Telenord Est. Ora le notizie di Belluno e provincia. Partiamo dall'accoglienza dei migranti. La situazione si fa seria anche in provincia di Belluno, dove non si riesce a dare un senso compiuto al progetto di accoglienza. Oggi nel sito della prefettura pubblicati i bandi per la ricerca di nuovi alloggi, l'appello del prefetto Savastano alla sensibilità dei bellunesi e il sindaco di Belluno, che dice che l'accoglienza non può essere tutta sulle spalle dei primi cittadini. Si cercano nuovi alloggi per ospitare migranti tramite l'affidamento dei servizi di gestione sia di centri collettivi con capacità ricettiva massima di 50 posti, sia di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative. Sono 2 gli avvisi pubblici pubblicati nel sito della prefettura e danno la misura della situazione emergenziale dell'accoglienza in provincia di Belluno. Il prefetto Savastano ha trasmesso il suo appello ai bellunesi e alla loro sensibilità in un momento così drammatico per la popolazione dell'Africa che cerca riparo in Europa. Mi auguro, scrive il prefetto, che operatori economici seri e affidabili vogliano mettere la propria esperienza e professionalità a disposizione delle istituzioni chiamate a gestire un fenomeno così complesso. Oggi il sindaco di Belluno lo dice apertamente: l'accoglienza non si improvvisa e non può essere tutta sulle spalle dei sindaci. Noi dobbiamo arrivare ad avere dei posti disponibili come comune, mettendo a disposizione, e poi avere delle cooperative che gestiscono per dare piena accoglienza, e quindi questo vuol dire convenzioni CAS. Altrimenti l'impegno è insostenibile, afferma De Pellegrin. Però è impensabile andare a così dare seguito a questa emergenza soltanto con il terzo settore, quindi devono essere i 2 enti che insieme vanno a trovare la soluzione migliore. De Pellegrin parla della situazione a Belluno. Dopo l'accoglienza ai profughi ucraini, il comune ora sta assistendo alcuni migranti africani. Ma l'ondata migratoria che ci interesserà, chiosa il sindaco, sarà di tutt'altra entità e va gestita fin da subito con regole e accordi precisi. In caso contrario il sistema collasserà. Longarone è stato presentato il nuovo protocollo per l'occhialeria, il patto territoriale illustrato all'interno di un convegno dedicato a scenari e prospettive del settore all'interno della fiera. Quarto protocollo per l'occhialeria, firmato d'intesa tra Regione, Confindustria, Belluno Dolomiti e parti sindacali, alla loro seconda partecipazione. Obiettivo comune: la formazione dei giovani per un settore di assoluta eccellenza a livello mondiale. L'importanza è strategica per il mondo dell'occhialeria. Tutte le competenze, il sindacato, le imprese che si mettono insieme, Certotica, per un progetto unico, le competenze e la formazione. Lavoro di qualità per mantenere un primato indiscusso e per rendere attrattivo per i giovani un territorio che avrà, come è stato ricordato dall'assessore regionale al lavoro, nelle Olimpiadi 2026 una vetrina che però va vissuta già oggi. Il contributo dell'occhialeria per l'Italia parla bellunese, parla di questo territorio ed è uno dei settori del manifatturiero di maggiore valore. Il tema delle competenze diventa quindi strategico. Le competenze vuol dire investire sulla forza lavoro potenziale, i giovani, quella che c'è dentro le aziende, gli occupati, coloro che escono magari da un'azienda per entrare in un'altra, creando quindi anche un ecosistema territoriale. Siamo a Longarone, si parla di occhiali, è impossibile non fare almeno un accenno allo stato dell'arte di Safilo. È una trattativa estremamente delicata per l'importanza che questa azienda riveste nel panorama internazionale italiano, veneto. La stiamo seguendo passo passo con l'azienda e con i lavoratori. Vogliamo che la produzione resti e quindi che si mantenga la continuità produttiva, questo l'abbiamo sempre ripetuto, lo ripetiamo ad ogni azienda che ci troviamo di fronte e che sta facendo scelte diverse da quelle che vorremmo, e dall'altra la tutela occupazionale. È già stato annunciato lunedì 17 nel pomeriggio, noi faremo il primo tavolo del comitato di sorveglianza socio-istituzionale, un'intuizione che noi utilizzammo la prima volta per ACC, per accompagnare tutte le fasi del territorio e non solo quelle di una trattativa aziendale che resta prerogativa delle parti.
Torniamo a parlare di superstrada pedemontana veneta, il raccordo con la 27 importante anche per le terre alte, faciliterà gli spostamenti tra il Bellunese e la pianura. A sottolinearlo è Loren Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, nel giorno del taglio del nastro per il tratto di pedemontana tra il casello di Spresiano e la 27, cui hanno partecipato il presidente della regione Luca Zaia e il ministro alle infrastrutture Salvini. Berton l'ha definita un'opera strategica fondamentale per il Veneto, che rende la programmazione di uno sbocco a nord non più rinviabile. Ricorderete senz'altro la disavventura di un gruppo di disabili visivi bloccati con i loro cani da guida sulle scale mobili di Belluno per un divieto imposto alla risalita per il loro fondamentale ausilio. Era il 9 maggio 2015, ora 8 anni dopo, la Corte di Cassazione, con sentenza dello scorso 5 aprile, ha sancito che quel giorno Comune di Belluno e Bellunum, rispettivamente proprietario l'uno e gestore dell'impianto l'altro, misero in atto una vera e propria discriminazione nei confronti dei disabili visivi. È l'avvocata Chiara Frare di San Donà di Piave che ha patrocinato i ricorrenti a rendere nota la chiusura della vicenda per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità sanciti dalla legge 67 del 2006. Si è dovuti passare ancora una volta dalle aule dei tribunali, ma questa volta la sentenza della Suprema Corte rappresenta la pietra angolare per la tutela delle persone disabili vittime di discriminazione. Comune e Bellunum, già condannati dalla Corte d'Appello di Venezia a risarcimento dei danni morali patiti da ciascuno dei protagonisti dell'incredibile episodio, ora dovranno pagare anche le spese del giudizio della Cassazione. Neppure il tempo di archiviare Agrimont, che a Longarone Fiere è già tempo di caccia, pesca e natura, la 21esima fiera internazionale dedicata alla caccia e alla pesca sportiva, che aprirà i battenti il prossimo 14 di aprile. Questa caccia, pesca e natura parla di territorio, parla di prodotto turistico, parla di Dolomiti e ne parla in Italia e all'estero. La 21esima caccia, pesca e natura è pronta ai blocchi di partenza. Dal 14 al 16 aprile oltre 100 espositori si incontreranno all'appuntamento fieristico nazionale tra i più seguiti dagli appassionati del mondo ittico e venatorio in montagna. A Longarone Fiere, fresca di un'edizione storica di Agrimont, sono attesi oltre 12.000 visitatori. Una fiera che piace, è una fiera che ha degli bellissimi ingredienti, perché parte dal territorio attraverso una partnership pubblico-privata Regione Veneto da un lato e provincia, ma coinvolge tutti i cacciatori, i pescatori organizzati nelle loro diverse articolazioni, poi espositori importantissimi, leader di settore. Siamo riusciti anche da diversi anni a coinvolgere alcuni espositori esteri, abbiamo 4 ungheresi e questo ci fa piacere. Un carnet ricchissimo di eventi collaterali, con i convegni a farla da padrone per l'approfondimento di tematiche di stretta attualità come la prevenzione della predazione da lupo in malga, oggetto di un progetto sperimentale per i territori bellunese e vicentino della Regione Veneto che riguarda la protezione dei bovini. Giusto oggi però la Commissione europea ha detto che non si opporrà alle richieste di abbattimento dei lupi avanzate dagli Stati membri. La comunicazione è arrivata dall'europarlamentare Dorfmann, che ha citato il cambio di passo impresso dalla Presidente Ursula von der Leyen. Si vedrà se l'Italia deciderà di adottare un piano di gestione che includa anche gli abbattimenti e certamente se ne parlerà a caccia, pesca e natura, tassello fondamentale della produzione di Longarone Fiere. Ogni 100.000 euro investiti in Longarone Fiere ne portano 1 milione sul territorio. Queste sono statistiche ufficiali. Per fortuna stiamo vivendo un elastico e quindi prima eravamo rinchiusi, adesso la gente lo ha dimostrato ad Agrimont, che ha avuto un successo straordinario, andato oltre i numeri del pre-Covid. Io spero che questo secondo appuntamento del 2023 replichi quanto è avvenuto 20 giorni fa. Ci fermiamo, siamo in chiusura e c'è giusto il tempo per vedere insieme le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buonasera. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Un sistema perturbato si avvicina all'Italia. Avvertiremo qualche effetto anche sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto la grafica di venerdì 7 aprile ci mostra un contesto alquanto nuvoloso. Al mattino significativi spazi di sereno, probabile qualche modesta precipitazione da metà giornata, più che altro sulle zone interne e montuose. Temperature un po' in aumento, minime tra 2 e 4 gradi, massime tra gli 11 e i 15 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo schiarite inizialmente, a seguire cielo da variabile a nuvoloso, con possibilità sulle Alpi di qualche debole pioggia a carattere locale. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo una nuvolosità irregolare più fitta al pomeriggio e soprattutto alla sera, quando non si escludono dei rovesci, anche in questo caso a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime sui 14-16 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.